Gatto Pancieri, cantautore, autore, musicista, tante volte al Festival di Sanremo, famoso per tanti brani anche scritti per altri artisti, forse Vivo per lei, la più famosa in tutto il mondo. Qui ad Alcamo domani per una masterclass. Cosa si prova a 30 anni di carriera? Qual è il messaggio che cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi? Ma direi che è quasi un dovere. Cioè, dopo tanti anni di carriera, come hai detto tu, tanta esperienza, riuscire a trasmettere qualcosa a questi giovani, la maggior parte di loro sono giovanissimi, e credo che sia questo un modo per poter accelerare il loro processo di maturazione con la musica. Quindi io sono stato artefice con Mogol del CET, la sua scuola, quando l'ha aperto nel 93, ero anche all'inizio della mia carriera, e lui disse: voglio provare a insegnare come si scrive una canzone. E dico: ma si può fare? Sì, si può fare, devi essere solo uno che ha tanta esperienza. E mi tiro dentro in questa avventura. Quindi quando ho sentito Calandra e Calandra, che hanno aperto questa accademia, io credo in questa cosa, credo che attraverso dei consigli, se c'è talento, qualcuno possa crescere. Credo più in queste cose che nei talent, dove invece subito c'è il giudizio, la bocciatura. Qui non bocciamo nessuno, qui cerchiamo soltanto di capire là dove l'artista, il ragazzo o la ragazza ha delle lacune, magari dare il consiglio giusto che può farti guadagnare degli anni, perché da soli spesso ci si mette tantissimo tempo, ma anche nella vita in generale, no? I maestri sono importantissimi, perché non bisogna avere dei maestri anche per questa arte che è quella di scrivere e cantare bene. In una società in cui ormai si parla tanto di intelligenza artificiale e quindi anche molti artisti dichiarano apertamente di utilizzare questi metodi, diciamo, per facilitare. Non credo artisti della mia generazione, perché noi partiamo dalla chitarra, partiamo dal pianoforte, però qualche, diciamo, ma poi possiamo chiamarlo artista uno che chiede all'intelligenza artificiale di farti una canzone, non lo so, più che altro io lo chiamerei uno che magari non è musicalmente molto preparato e si affida. Però io ho provato una volta con l'intelligenza artificiale a chiedere di farmi una canzone, gli ho dato delle caratteristiche che doveva avere questa canzone, era bruttissima. Calandra e Calandra, organizzatori di questa masterclass, come è nata l'idea? Ma tutto parte dal bilancio partecipato, diciamo. Abbiamo voluto provarci quest'anno assieme all'associazione Whisk Go Go e abbiamo vinto, in questo senso siamo stati fra i più votati, e allora abbiamo deciso di investire, diciamo, questi soldi in formazione e farlo per i ragazzi alcamesi, perché la master è gratuita ed è aperta a tutti, e quindi avere un grande artista che noi seguiamo da tempo, siamo veramente felicissimi di averlo qua ad Alcamo e speriamo di riportarlo anche per un bel concerto con la band. L'invito che volevamo fare è che oggi, viste le condizioni meteo, l'incontro che era previsto presso il Collegio dei Gesuiti dalle ore 16 sarà fatto all'interno della The Vocal Academy ad Alcamo in via Gian Giacomo Adria 4, quindi siccome la master è aperta a tutti, chiunque volesse venire e capire anche delle nozioni su come si scrive un brano, su come si inizia, c'è Gatto Pancieri qua, ci siamo noi e siamo felicissimi di aprire la nostra accademia, aprire le porte a tutti.